Abbiamo incontrato gli ultimi 4 prigionieri di uno stato ridicolo, fra cui una signora di 67 anni che dovrebbe stare a casa con i nipoti e non in galera, un signore che fa il fabbro e che vorrebbe tornare a lavorare 10 ore al giorno, un'altra signora con i figli a casa e l'ultima che ha ripreso a fumare dopo 7 anni. Per carità di Dio, la capisco, visto che non deve essere una roba di tutti i giorni entrare. Sono sereni, sono tranquilli, sono io che sono incazzato al posto loro perché il posto loro non è qua dentro e quindi speriamo che siano le ultime ore di una farsa. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, varca la soglia del carcere di Montorio a Verona per incontrare gli ultimi secessionisti rimasti in prigione, proprio nel giorno in cui il Tribunale del Riesame doveva decidere sulla scarcerazione della passionaria veronese Patrizia Badì, leader dei presidi dei comitati 9 dicembre. È uno stato ridicolo quello che con lo svuota carceri per legge fa uscire delinquenti, ladri, pedofili e rapinatori, quello che si fa invadere da decine di migliaia di clandestini senza far nulla e continua a tenere in carcere alcuni papà, alcune mamme, alcuni lavoratori che hanno il torto di sognare l'indipendenza. Quindi sarebbe ora che uscissero tutti, che lo Stato chiedesse loro scusa, che gli restituisse i 15 giorni rubati al loro lavoro e alla loro famiglia, e come Lega li abbiamo seguiti dall'inizio alla fine, al di là delle idee politiche, e oggi siamo qua a Verona a testimoniare che non deve più stare in galera neanche una di queste persone. Salvini approfitta della visita in carcere per tornare anche sul tema dell'immigrazione, invoca l'aiuto dell'Europa e la sospensione dell'operazione Mare Nostrum per il soccorso in mare dei barconi dei migranti. Significa che devono essere soccorsi, curati, rifocillati e rimandati là da dove sono partiti, nell'interesse loro che rischiano la morte attraversando il Mediterraneo, nell'interesse degli italiani e dei milioni di immigrati che sono giunti qua regolarmente con i documenti, che pagano le tasse. Mare Nostrum è un aiuto di Stato agli scafisti. Penso che l'Italia sia l'unico paese al mondo che dà dei soldi per aiutare gli scafisti a fare il loro sporco lavoro.